Nucleare. Tra energia e armi, la scommessa sul futuro. Allora, eccoci rientrati in studio, saluto subito gli ospiti che ci hanno gentilmente raggiunto. Inizio dalla mia sinistra come sempre, Francesco Miazzi del Comitato Popolare Lasciateci Respirare, corretto Miazzi? Sì, buonasera. Grazie a lei di essere qua. Al suo fianco il professor Alberto Bertucco, direttore del Centro Levi Cases dell'Università di Padova. Buonasera professore. Buonasera. E poi salutiamo il professor Giuseppe Zollino, docente di Tecnica ed Economia dell'Energia, facoltà di Ingegneria, se non sbaglio, all'Università di Padova. Buonasera professor Zollino, grazie anche a lei di essere qua. Allora, come dicevo ai telespettatori, questa sera parleremo di energia nucleare, non solo di energia nucleare, ma anche di quelle che sono le prospettive, qual è la situazione. Come dire, riaccendere un po' il dibattito, ma forse mai si era spento, è stato il premio Nobel assegnato lo scorso 6 ottobre a questa campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, la campagna ICAN, e l'annuncio è stato dato appunto ad Oslo in Norvegia. Sentiamo e leggiamo le parole di quando è stato consegnato il premio, annunciato il premio. Ascoltiamo. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition on such weapons. Nuclear weapons pose a constant threat to humanity and all life on Earth. Allora, queste qui le parole dunque che hanno motivato, diciamo, l'assegnazione di questo premio. Chiaramente anche un messaggio politico, possiamo dire, visto, come dire, l'escalation a livello internazionale di quelli che sono i rapporti tra Stati Uniti, la Corea del Nord, l'inasprirsi anche della situazione con l'Iran che sta lavorando sull'energia nucleare. Ma uno dei temi che appunto ha riacceso in modo particolare l'assegnazione di questo premio è la questione delle scorie nucleari. Perché? Perché le scorie nucleari ci restano, tra virgolette, tra i piedi per millenni, sostanzialmente. Prima la regia stava mostrando delle immagini in sovraimpressione che facevano riferimento a un centro di stoccaggio di scorie nucleari che lo stanno realizzando in Norvegia. È un deposito che dovrebbe, credo, servire solo alle scorie, tra l'altro finlandesi, e che dovrebbe durare per 100.000 anni. È un periodo di tempo incredibile, e io inizierei a coinvolgere il professor Zollino su questo. Senta, lei è stato peraltro presidente non l'anno scorso, fino al 2016 se non sbaglio, no? della Sogin, la società gestione impianti nucleari, che è la società dello Stato. Ci spieghi, per lo smantellamento. La società dello Stato che dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia è stata creata apposta perché venissero conferite tutta l'eredità del nucleare italiano. Quindi questa società ha il mandato di mettere in sicurezza tutti i rifiuti prodotti nella gestione passata del nostro nucleare. Voi sapete che le centrali italiane sono state definitivamente fermate dopo il referendum dell'87, poi alcuni passaggi nel 90 ufficialmente sono in stato di decommissioning, si dice, cioè devono essere smantellate. E si sta lavorando ancora? Non si è fatto molto. Le ragioni sono varie.
anche legate alla conoscenza tecnologica dei processi. Molto spesso si tratta di lungaggini legate a procedure e a volte anche a incapacità manageriali e gestionali. Ma questo è un problema che può avere peso diverso nei vari paesi. Bisogna riconoscere che in altri posti lo smantellamento delle centrali è stato già fatto in tempi ragionevoli e le attività sono state svolte con una programmazione che non è banale ma che si è più o meno rispettata. In Italia questo purtroppo non è accaduto, ma si deve recuperare e si può recuperare. Lei mi chiedeva delle scorie, il deposito del quale scorrono adesso le immagini, è un deposito geologico che è in costruzione in Finlandia, ma anche in Svezia ne è in costruzione un altro. Sono sostanzialmente delle gallerie praticate in grandi formazioni di granito, nelle quali vengono collocate in maniera perenne i residui delle attività nucleari. Il granito è una formazione stabile, non ha penetrazione d'acqua, perché la preoccupazione maggiore è la lisciviazione di questi rifiuti, cioè che passi acqua e che l'acqua asporti elementi radioattivi che poi possano inquinare le falde. Quindi questi si chiamano depositi geologici e servono allo stoccaggio solo di una tipologia di scorie, proprio quelle a lunghissima vita. Sostanzialmente il combustibile, l'uranio, dopo che è uscito dalla centrale, ha prodotti di fissione e di trasmutazione che hanno durate lunghissime. Poi c'è tutta un'altra categoria di rifiuti nucleari che vengono prodotti in molte attività industriali, medicali, non necessariamente legate alla produzione di energia elettrica da energia nucleare. Questo tipo di rifiuti viene prodotto in tutti i paesi sviluppati. Basti pensare a quello che viene prodotto nell'industria per fare le radiodiagnosi dei tubi saldati, ma anche nel settore medicale, no? la radiomedicina. Queste scorie che periodo hanno? Esatto. Queste scorie hanno periodi nettamente più brevi, ma non banalmente a decadimento immediato. Se lei mi dà 30 secondi spiego che la radioattività è un fenomeno naturale che testimonia della consunzione dell'origine stessa, cioè radioattività significa decadimento dello stesso fenomeno. Se un elemento è radioattivo, prima o poi la radioattività finirà, e il prima o poi naturalmente determina le categorie. Ci sono scorie di durata molto lunga e vanno trattate in un certo modo, scorie di durata medio-breve, e quando dico medio-breve intendo da 30 a 100 anni, un periodo compatibile con la gestione all'interno di un manufatto. Un edificio che si è mantenuto in buono stato per 300 anni o per 100 anni, per fortuna nelle nostre città ce ne sono migliaia, sappiamo, si può mantenere in buono stato l'edificio per 100 anni. E questo va fatto perché ci sono già paesi europei, tipo la Norvegia, non ha mai avuto una sola centrale nucleare e ha già da molti anni un deposito per custodire per 40-50 anni tutti i rifiuti di altra origine. Certo. Miazzi, per voi ambientalisti, diciamo così, il mondo senza nucleare certo, non so, io appunto ho visto questa cosa sempre un po' dall'altra parte, perché chiaramente quando si è iniziato anche in Italia a cercare questa scelta dell'energia nucleare, ne abbiamo contestato i fondamenti e ne abbiamo contestato la pericolosità, l'inutilità, perché comunque non avrebbe risposto a quelle che erano le esigenze dell'energia. Già all'epoca si parlava di energie da fonti rinnovabili, non so, io mi sono forgiato ai blocchi, alle centrali in costruzione a Montalto di Castro, a Caorso che era già funzionante, a Latina, a Trino Vercellese. E già all'epoca questo movimento antinucleare segnalava la pericolosità poi di quella che evidenziavamo anche come una truffa anche economica che veniva perpetrata, proprio perché non si metteva mai in conto, né dal punto di vista gestionale né dal punto di vista economico, quella che era poi la dismissione e quella che era poi la gestione delle scorie radioattive.
teniamo presente che appunto sì, il referendum dell'87 si vince anche su una forte ondata di emotività, perché che era arrivava collegata a ridosso del disastro di Chernobyl dell'86. Però voglio dire, nel momento in cui si è ritentato di rilanciarlo, non so se sia una maledizione o altro, abbiamo avuto Fukushima e anche lì insomma credo che sia stata, almeno spero dal nostro punto di vista, insomma, che sia la questione definitiva. Teniamo presente che il nucleare civile viene tenuto in piedi soprattutto perché ha uno stretto collegamento col nucleare militare, e credo che le motivazioni insomma, no, di questo premio Nobel siano ricollegabili anche a questo, quindi la stretta connessione tra i due aspetti è fortemente evidenziata. Certo è che adesso ci rimangono dei problemi, poi magari torniamo anche su questo, perché certo. Credo che magari il professore ci possa confermare insomma, che siamo anche sotto scacco insomma, no, da parte dell'Unione Europea proprio per questi ritardi insomma, no, nella gestione. Certo, dopo parleremo anche del deposito nazionale che si doveva già decidere ma che pare ancora non ci sia. Professor Casen, Miazzi faceva il collegamento tra come energia nucleare a scopo di produzione elettrica e invece quella delle armi, che le testate atomiche hanno una storia ormai radicata nel tempo, e la sperimentazione anche lì è stata una sperimentazione pesante, soprattutto nei primi anni, no? Dove sperimentazione di cosa? Delle testate atomiche, le esplosioni nucleari. Vabbè, le testate atomiche nascono da una necessità bellica, c'era la corsa a chi poteva avere per primo la bomba atomica, allora sì, il sospetto è che fosse Hitler quello che aveva la bomba in mano, e quindi avrebbe potuto determinare un cambiamento della sorti della seconda guerra mondiale. Poi ci si accorse che era ben distante, cioè la Germania non era tanto organizzata quando invece lo furono gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti erano ben organizzati perché tutti gli scienziati che il regime fascista e nazista non voleva se ne andarono in America e fecero la bomba atomica, non so se mi spiego. Ed è un po' il discorso che abbiamo fatto prima, no? Come mai Edison è così bravo? Perché in America se trovo una persona intelligente la sfrutto. No, se in Italia c'era una persona intelligente, ed è l'erba che diciamo vegeta molto in Italia, l'invidia, quindi, e soprattutto nelle università questa era proprio la malattia più diffusa. Ma a parte questa che non c'entra, il problema dell'energia atomica nasce dalla necessità di avere un materiale estremamente instabile. Allora, quando poi si crearono dall'uranio, si crearono delle centrali nucleari, il sottoprodotto delle centrali atomiche è quello che serve meglio a fare le bombe nella seconda, terza, quarta generazione, eccetera, perché è materiale estremamente instabile, quindi posso produrre anche delle bombe che non hanno le dimensioni della prima bomba atomica di Hiroshima, Okinawa, eccetera, ma che posso ridurlo in dimensioni e come possibilità di trasportare, possibilità di confliggere. Poi a questa si è unita invece l'altra bomba, che era quella a idrogeno, perché attraverso l'idrogeno io riesco a attivare l'attività esplosiva, aumenta in maniera vertiginosa, e abbiamo la famosa bomba atomica russa che era di 100 kilotoni, fortunatamente all'ultimo momento l'hanno abbassata di potenza, era solo 50 kilotoni, ma l'effetto, lo dico per i nostri telespettatori, l'effetto fu che a 200 chilometri i muri delle case cadevano, ma non era un problema, c'era il regime, quindi quello che diceva il regime andava bene. A 500 chilometri si scardinavano le imposte delle case e a 1000 chilometri si rompevano i vetri delle finestre, ecco, per dare un'idea. A quell'epoca Kennedy mandò un aereo per vedere l'effetto di questa bomba, quindi un effetto che a 1000 chilometri ha creato
un po' di attività, ma quello che io penso, noi pensiamo sempre in forma orizzontale, quindi quanto distante da me, ma se io penso che questa bomba ha avuto un effetto di migliaia di chilometri anche in verticale, questa bomba continua a salire e continua a girare, l'effetto esplosivo e radioattivo è ancora nell'atmosfera e soprattutto nel circolo polare artico. Noi abbiamo una esperienza diretta perché comprando delle telecamere dai giapponesi ci arrivarono con dei difetti sulla parte sensibile dove viene catturata l'immagine e c'erano dei buchi. Allora i giapponesi ci ritirarono le macchine, le telecamere, ci diedero delle nuove telecamere, poi ci misero un anno a capire e non riuscivano a capire come poteva essere successo. Era successo che l'avevano imbarcate su un aereo perché era urgente che arrivassero in Italia e avevano fatto il circolo polare artico come rotta e non il solito giro. E quindi erano arrivate rovinate. Questo vi dà l'idea di cosa si trova a una certa altezza. Allora, Fukushima, Hiroshima, sono ancora per aria. Oltre a una certa altezza sono ancora lì che fanno il loro effetto. Questo che vediamo adesso come galleria è sicuramente prudenziale, però se io penso che di Cicerone so siano qualche cosa, io non so tra 3.000, 4.000, 5.000 anni cosa capiranno di questa galleria, quando chissà cosa sarà successo tra 20, 50, 100 anni, e parliamo di energia, perché l'energia poi è quella che fa girare il nostro sistema di civiltà. Certo. Il crollo di Roma fu per carenza energetica. Non lo spiego perché poi avremo occasione. Certo, ne parleremo. Ecco, una cosa interessante è comunque che pur avendo fatto l'Italia questa scelta di non sviluppare, come si usa dire, le centrali nucleari, comunque ne siamo circondati, ne abbiamo vicine, e dovremmo avere anche... C'è una cartina che mostra un pochino come sono dislocate attorno vediamo se la regia riesce a mostrare le centrali nucleari che sono appunto attorno. La più vicina forse qui a Padova è quella di Krško in Slovenia, se non sbaglio, no? Sì. Giusto, ma quelle che vedete indicate sono tante altre centrali nucleari che sono nell'arco di 200 chilometri, diciamo, di distanza dal punto che vedete indicato. Chiaramente, allora, un conto sono gli ordigni e un conto sono le centrali, però il problema nasce appunto per il timore di un incidente. Incidenti appunto li abbiamo vissuti con Chernobyl, le quali le conseguenze comunque si sono sentite in tutta Europa. Ecco, qua ce n'è una, anche qui sono spiegate come sono indicate le età delle centrali nucleari che vedete indicate. In giallo sono quelle che hanno tra i 20 e i 30 anni di servizio, quelle in rosso sono quelle che hanno più di 30 anni, e anche qui si apre una problematica, professor Torlino, perché quando le centrali iniziano ad avere una certa età, cosa si deve fare? Vanno smantellate, quindi ci sarà tutta una problematica anche a livello di costi, perché quando si dice l'energia elettrica prodotta dal nucleare costa poco, però cioè, ad esempio nella nostra bolletta elettrica credo che ci sia ancora il costo dello smaltimento, giusto? Certo. Allora, su questo, insomma, non è che possiamo entrare troppo nel dettaglio, ma non c'è comunque nessuna difficoltà a farlo. È un aspetto, no? No, è un aspetto importante, ma non è vero che non si tiene conto dello smantellamento. Tutti gli esercenti di centrali nucleari devono accantonare ogni anno una quota che serve a costruire un capitale che serve dopo per lo smantellamento della centrale. Naturalmente questa operazione è vigente per tutte le centrali che vengono costruite dopo la liberalizzazione verso la fine del secolo scorso, intorno al 2000, del mercato dell'energia elettrica in Europa, no? L'esercente da quell'anno in poi deve accantonare. Prima, quando c'era
diciamo, una produzione nazionalizzata, qualcuno le ha accantonate e qualcuno no. In Germania, per esempio, dell'aprile di quest'anno la decisione del Parlamento, che dopo 2 anni di studi con un'apposita commissione ha valutato che circa 30 miliardi accantonati dagli esercenti delle centrali nucleari che attualmente sono ancora in funzione in Germania e, come sapete, dovrebbero cessare di funzionare nel 2020-2022, quei miliardi accantonati finora non saranno sufficienti a tutto lo smantellamento, ne mancano circa 7-8, però 30 sono stati già accantonati, poi gli altri 8 in parte saranno accantonati negli anni rimanenti, in parte saranno prelevati anche lì dalla bolletta elettrica. In Italia la chiusura prematura delle centrali ha costituito anche un costo, perché l'ente che le possedeva è stato indennizzato, ed è stato indennizzato con prelievi in bolletta elettrica. C'è un libro che è stato scritto intorno, adesso non ricordo esattamente se il 2002 eccetera, che stima in circa 10 miliardi di euro i costi dell'uscita dal nucleare, incluso l'indennizzo della centrale che lui citava prima di Montalto di Castro, era quasi completate 2 unità da 1000 megawatt nucleari e si disse vennero convertite a gas. Insomma, convertire una centrale nucleare in una centrale a gas, si conservano solo le opere di presa dell'acqua di raffreddamento e il recinto del perimetro della centrale, tutto il resto va rifatto. Quindi è vero, c'è un costo di smantellamento che al momento per le centrali che attualmente sono in esercizio viene in parte accantonato ogni anno. Quanto costa il nucleare? Anche lì bisogna, diciamo, dirlo chiaramente. Oggi costa molto poco perché sono centrali il cui capitale è stato tutto quanto ammortizzato, ma una centrale nucleare nuova ha costi che non sono così piccoli come quelli delle centrali vecchie, per quello che queste centrali continuano ad essere mantenute in esercizio, perché certo, producono a costi molto bassi. Certo, mi scusi se la interrompo, perché abbiamo un telespettatore che vuole intervenire, il signor Alessandro. Buonasera signor Alessandro, lei chiama da dove? Pronto? Signor Alessandro, ci sente? Sì, pronto? Pronto, prego, può intervenire, faccia pure la sua domanda. Sì, no, mi scusi perché io lo sento male, che ho problemi di ricezione con la team e qua solite linee vecchie. Volevo dire solo una cosa, che per il discorso del centrale nucleare, da blasfemo, come si dice da cittadino operaio, volevo soltanto dire che è inutile comprare il nucleare per il signore là ambientalista, andare a comprare il nucleare all'estero quando abbiamo tutte, adesso ho visto anche lo schema un attimo, tutte le centrali ai confini nostri. Era meglio averci fatto le centrali ormai 2 qua, si risparmiava un po' di soldi, penso, o sbaglio, perché non è che se per caso succede un incidente nucleare ai confini ci salvaguardino e altri perché non abbiamo il nucleare, giusto o sbaglio? Perfetto, questa è la domanda dunque che vuol fare. Primo, okay. Sì. Prego, seconda. Dopo volevo chiedere un'altra cosa. Ho sentito che comprando anche dalla Svizzera, è vero che, ipotesi, compriamo 100 kg di corrente e ne paghiamo 100 kg. Quelli che vengono avanzati dobbiamo restituirli? Ho capito, adesso vediamo di risponderle. Grazie al signor Alessandro. Allora, Miazzi. Da una parte possiamo anche dire che l'espressione e le scelte che sono state fatte inizialmente sono state fatte dai governi e da una politica, diciamo, che vedeva nel nucleare lo sviluppo proprio come hanno inteso in parte i nostri paesi al confine. Credo che appunto invece un ragionamento più lungimirante abbia portato, e forse anche purtroppo la verifica pratica di quello che si temeva, ha portato per 2 volte il popolo italiano ad esprimersi a maggioranza contro questo tipo di energia. I danni, sì, non lo so se sono maggiori i danni per aver fermato questi impianti o potrebbero essere stati maggiori i danni al completamento di impianti simili. Stiamo vedendo che i paesi a cui si fa riferimento, insomma la Germania in particolare, ha un piano di dismissione del nucleare, insomma che evidentemente
sta portando a scelte energetiche di tutt'altra natura. Non credo che la Germania possa essere, come dire, indicata come un paese arretrato dal punto di vista industriale o arretrato dal punto di vista della lungimiranza, semplicemente hanno fatto una scelta che è una scelta legata a energie sostenibili. Chiaro, la contraddizione permane, però è anche altrettanto vero che centrali nucleari ultimamente non se ne stanno costruendo così tante, e tutte quelle che erano in programma, una buona parte è di fatto al palo e bloccata. Spero si vada in una direzione diversa, perché questo ne abbiamo tutte le condizioni per farlo. Su questo discorso qui volevo coinvolgere il professor Bertucco, che si occupa di energia, come la chiamiamo, energia pulita, energia rinnovabile, da fonti rinnovabili, certo. Il centro Levi Cases studia, è un centro di ricerca dunque per l'energia del futuro. Certo, è un centro di ricerca dell'Università di Padova che riunisce 200 docenti e tanti altri giovani che lavorano soprattutto nel campo dello sviluppo delle energie rinnovabili. Perché? Perché noi guardiamo tanto al passato ed è giusto vedere quello che è successo appunto con il nucleare. Però la produzione di energia si muove in modo molto più veloce di quello che noi pensiamo. È dovuto al fatto che siamo riusciti negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, a captare l'energia del sole in modo economicamente affrontabile, conveniente. Sto parlando del fotovoltaico, sto parlando poi dell'eolico evidentemente. Siamo arrivati al punto in cui produrre il kilowattora con questi tipi di processi viene a costare tanto quanto costa produrlo col petrolio, senza avere l'effetto ovviamente negativo dell'inquinamento che stiamo vivendo. Lasciamo stare il carbone ovviamente, no. Però questo concetto è un concetto che chi ci lavora dentro lo sa bene, no? Però non è facile divulgarlo, perché è un processo che si è mosso molto velocemente. Parliamo degli ultimi 10 anni. Il prezzo di produzione dell'energia elettrica a un fotovoltaico negli ultimi 10 anni è diminuito moltissimo per arrivare a questo punto. Al punto attuale c'è anche un ritorno economico che non ha niente a che fare con gli incentivi di 7-8 anni fa. Questo è un esempio. Quindi il sole, l'energia del sole c'è sempre stata. Quello che è cambiato negli ultimi 10 anni è la nostra capacità di catturarla in modo economicamente conveniente o comunque confrontabile con altre fonti. Questa è la vera rivoluzione che è in atto. Quindi noi al centro Levi Cases, ormai 3 anni, abbiamo fatto pubblicato il libretto dei primi 3 anni, che abbiamo intitolato 3 anni di ricerca per l'energia del futuro, ma adesso dovremmo chiamarlo, questo è stato fatto qualche mese fa, per l'energia di dopodomani. Cioè, è facile dirlo, no? Però la nostra è una società energivora, la nostra. È una società energivora, ma al momento noi stimiamo, i nostri studi ci dicono che nel giro di pochi anni si cambierà, appunto. Ci sarà una transizione energetica, no? Quindi si parla di transizione energetica che è dovuta al fatto dell'inquinamento, del cambiamento climatico. Questa transizione è in atto, quindi che lo vogliamo o no, questa va in quella direzione. Parlare delle centrali nucleari, scusate, per me è il passato, faremo storia, faremo un corso di storia, per carità. Lo so che ci sono nazioni che ci credono ancora, che ci devono credere perché hanno investito un sacco. Questa fortunatamente non è l'Italia. Professor Casen. Volevo rispondere al telespettatore. Noi avevamo in corso una costruzione di una centrale nucleare che era Caorso, no? Che era lungo il Po, perché naturalmente una centrale nucleare ha bisogno di molta acqua, no? E quindi il Po è il fiume più importante che abbiamo e quindi poteva trarre vantaggio dall'acqua del Po. Quando ci fu il referendum io feci uno schema facendo vedere che se fosse successo qualcosa alla centrale nucleare di Caorso, tutto quello che avrebbe buttato fuori, eravamo all'indomani del disastro in Giappone, sarebbe passato attraverso il fiume Po
sbocciato in un lago che si chiama Adriatico, e dall'Adriatico sarebbe rimasto là fino alla fine dei tempi. Questo è il problema, noi non abbiamo, e poi soprattutto c'è una questione, che l'Italia è un territorio che geologicamente è instabile. Abbiamo visto quanti terremoti, e questo porta anche a pensare come gestire una centrale nucleare. Poi se pensiamo come gestiamo noi le aziende, bisogna fare scuola. C'è una centrale nucleare, non è che posso far finta di non capire che certe cose sono vecchie e vanno cambiate in tempo utile, eccetera. Abbiamo visto come sono saltate delle banche che sembravano floride e invece non lo erano. E quello che è successo in Giappone, quello che è successo poi in Unione Sovietica. L'importante è capire non solo quello che interessa a me, perché l'energia che io dico adesso, la centrale nucleare svizzera ci vende l'energia elettrica a un costo 10 volte inferiore che se non la producessimo noi. Perché cosa fanno? Di notte non sanno cosa farsene, perché i consumi sono limitati, e quindi volentieri la vendono e volentieri noi la compriamo a un costo che può essere più o meno utile. Il problema è un altro, il problema è che il costo che noi diamo al kilowatt non è il costo reale. Noi costruiamo un'azienda, una centrale atomica, sappiamo quanto è il costo, qual è il costo di produzione, il costo di mercato, e quindi sicuramente sarà positivo prima o dopo. Tutto quello che produce di negativo la centrale atomica non lo mettiamo in conto, e allora abbiamo una dicotomia tra il bilancio economico che torna con la centrale atomica e il bilancio ecologico, che comunque ha un costo che non ricade su di noi, cadrà sui nostri figli, nipoti e tutto il resto, che non viene messo in conto. Allora la Germania, e credo che non siano degli sprovveduti, se hanno preso questa decisione, è una decisione costosa peraltro, non è che uno chiude le centrali nucleari e allora se la cava, è una questione che costa, devono trovare delle alternative, queste alternative ci sono, ci possono essere. Questo perché l'investimento sia produttivo non solo per adesso, ma anche per il prossimo futuro, e il futuro ancora più in là, cioè tra 100 anni, tutto questo materiale radioattivo che abbiamo accumulato, dove andrà a finire? Non solo dove andrà a finire perché qualcuno inciampando ci casca sopra e si fa male, ma dove andrà a finire chi sarà a gestire il governo del mondo. Per cui la denuclearizzazione è determinante e importante, perché non so a chi andrà. In questo momento per noi il baluardo sono gli Stati Uniti, ma io non credo che sia un impero che durerà 300-500 anni. Finirà anche quello, e tutto quello che viene gestito nelle centrali nucleari americane, che fine farà? Chi ci metterà le mani? Ci sarà un altro pazzo come Hitler, come Stalin, come qualcun altro che si inventerà. Io ho visto un filmato su un'esplosione nucleare in Unione Sovietica dove i soldati prendevano fuoco. No. Il cervello umano riesce a capire il futuro oltre i 100 anni? Io credo di no. Io credo che non si può immaginare delle cose, per cui la cautela è fondamentale in questo settore. Professor Zollino, vuole replicare? No, volevo solo mettere un po' di puntini, cioè la Germania, comincio dall'ultima cosa che mi ero appuntato in realtà, la Germania fa delle scelte prima di tutto economiche. Il professor Bertucco ha detto è in atto un fenomeno straordinario con risultati superiori alle attese, ma non che non ci fossero delle prospettive con delle curve di riduzione dei costi, si chiamano curve di apprendimento. I risultati sono superiori alle previsioni, ma ci si aspettava che ci fossero queste riduzioni, no? E la Germania lo sa come lo sappiamo noi. Cosa fa la Germania? Decide, dopo
una sensibilizzazione forte dei movimenti ambientalisti, eccetera, di uscire dal nucleare. Ma attenzione, le parole pesano. Uscire dal nucleare alla fine vita delle centrali. La centrale di Cahors è stata chiusa che aveva 4 anni di esercizio ed era costruita per funzionare 35. Quello è un costo enorme, non si fa così. Cioè, questa fu il referendum nucleare italiano. Il risultato era: l'Italia esce dal nucleare. I tedeschi hanno deciso di uscire dal nucleare, finisce la vita delle centrali e poi le chiudono, non le ricostruiscono, si fa così. Dico questo aggiungendo anche che, come molti di noi sanno, in questo momento la Germania ha sicuramente investimenti importantissimi nel settore delle rinnovabili, però quest'anno il 44% dell'energia elettrica tedesca non è prodotto da fonte rinnovabile, ma da carbone, e metà di quel carbone è il lignite, il peggior sistema per produrre energia elettrica. In Cina usano la lignite e la Germania fa il 22% dell'energia elettrica a lignite, e non se ne vergognano perché costa poco. Quando finirà la vita degli impianti a lignite li chiudono. Bene, un'altra questione: ci vendono l'energia elettrica al costo giusto, cioè la Francia e la Svizzera, ma soprattutto la Francia, perché l'energia che importiamo dalla Svizzera è energia francese che passa dalla Francia, ci vendono, le assicuro, le faccio vedere i grafici, H24 l'energia nucleare, non la notte. Noi importiamo tutta la potenza che si può importare, data la capacità, cioè la portata delle linee di interconnessione, 24 ore al giorno. Siamo l'unico paese europeo che importa il 15% della propria energia elettrica. Tutti gli altri scambiano energia elettrica, ma non c'è nessuno che ha un saldo netto che supera l'1%, in più o in meno, dipende dall'anno. Noi siamo l'unico che ha un saldo netto da 20 anni, sempre in importazione, di circa 450 terawattora, che è il massimo che si può trasferire su quelle linee. È energia nucleare, tutta nucleare. Il paradosso è che noi quest'anno useremo energia nucleare in quantità più che tripla di quando la producevamo in casa. Useremo energia nucleare in quantità più che tripla di quando la producevamo in casa. Se dovessimo produrre oggi 45 terawattora di energia elettrica, quella che importiamo nucleare, insomma, la somma di tutto l'eolico e tutto il fotovoltaico italiano non arriva a 45 terawattora. Le fonti rinnovabili hanno sicuramente un futuro, anzi un presente straordinario. Come ha detto il professor Bertucco, oggi un kilowattora fotovoltaico è competitivo con un kilowattora a gas, non domani, oggi. Quindi sono là, si diffonderanno nei prossimi 4-5 anni in maniera straordinaria, siamo tutti contenti. Ricordo che questo paese era 100% rinnovabile fino al 1958-59, producevamo solo idroelettrico e geotermico, eravamo 100% rinnovabili, non c'è un pregiudizio contro l'energia nucleare. Io non ce l'ho, io sono uno sostenitore del contributo fondamentale nel mondo, naturalmente in Italia la partita è chiusa, nel mondo dell'energia nucleare come forma di produzione di energia elettrica che non emette anidride carbonica. Se non ci fossero in questo momento 60-70 centrali nucleari in costruzione in varie parti del mondo, in particolare nei paesi che crescono di più, no? In Asia per esempio, quelle verrebbero sostituite da grandi impianti a carbone. Per me è importante che in Cina chiudano impianti a carbone, impianti a carbone e costruiscono impianti a fonte rinnovabile e a nucleare, perché sono le due fonti che non emettono anidride carbonica, e noi la lotta la dobbiamo fare all'anidride carbonica. Certo. E ripeto, se non si è capito, per me in Italia la questione è chiusa, come è stato detto, abbiamo fatto 2 referendum, basta. Forse per un po' di onestà intellettuale bisognerebbe fare un altro referendum per dire non importiamola dalla Francia nemmeno, perché adesso fare tanto gli antinuclearisti e usare, non vi sto raccontando una storia, cioè sono i dati di Terna, il consumo nucleare italiano oggi è triplo rispetto a quando negli anni 70 producevamo l'energia nucleare in casa. Certo, e questo è... Allora, siccome abbiamo un appuntamento con la pubblicità, andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo e dopo rispondiamo a quella che è stata la sua, come dire, la sua osservazione. Tra poco, dopo.